26esima edizione Padova Marathon, possiamo dirlo adesso a distanza di qualche giorno che la cosa più importante è che il sole splenderà e questo ovviamente aiuterà tutte le famiglie a riversarsi in Prato della Valle alla partenza delle stracittadine. Sapete che abbiamo avuto il sold out sia per quanto riguarda la maratona che per quanto riguarda la mezza maratona, abbiamo chiuso le iscrizioni per la 10 km competitiva, quindi aspettiamo solo il sold out per le stracittadine. Tutto pronto per la Padova Marathon 2026. Prato della Valle accoglierà oltre 7.000 atleti che parteciperanno alla maratona e alla mezza maratona, oltre all'onda colorata delle stracittadine. L'obiettivo è quello di sfondare quota 30.000 partecipanti. Le previsioni meteo dovrebbero aiutare a raggiungere questo risultato. 70 i paesi rappresentati in gara, con Brasile e Croazia a far la voce grossa, portando rispettivamente 150 atleti. Ad indossare maglietta, scarpe e pettorale anche il presidente della regione del Veneto, Alberto Stefani, che correrà la 5 km. Una macchina complessa, quella dell'organizzazione, fatta anche di tantissimi volontari. Per cui c'è solo da divertirsi, c'è solo da venire in piazza, c'è solo da vivere dei posti meravigliosi che attraverso la stracittadina ci consente di vedere della nostra città. Immagino la festa, immagino le emozioni anche dei parenti a vedere arrivare i grandi atleti sulla maratona che si sono cimentati in questa grandissima competizione, per cui veramente grazie a tutti quelli che hanno partecipato, a quelli che hanno partecipato all'organizzazione, al numero incredibile di volontari che saranno in strada, oltre 100 agenti della polizia locale, ci saranno altri 100 rappresentanti della protezione civile, abbiamo le forze dell'ordine schierate al gran completo, per cui un ringraziamento veramente va a tutti perché non è facile organizzare eventi di questo genere, ma lo facciamo perché la città risponde sempre alla grande